arte. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, te la linea. Grazie Natalia. Oggi parliamo di Pietro e Paolo perché si avvicina una festa il 29, fra una settimana, che rimane un riferimento assoluto del calendario. Quando noi prendiamo in considerazione il calendario cristiano, lo facciamo, è bene ricordarlo, non solo per questioni strettamente religiose e non solo per abbinare il discorso spirituale a quello calendariale ed astrocalendariale. Lo facciamo da questa radio libera per mettere i piedi bene posati per terra sulla nostra tradizione. La tradizione occidentale è una tradizione che si è formata sicuramente anche attraverso il cristianesimo e le feste cristiane sono le pietre miliari di questa tradizione. Chi volesse per caso abbattere, disprezzare, distruggere questi riferimenti, sappia che l'intento e il risultato potrebbe essere la distruzione dell'Occidente stesso. Non crediamo in un Occidente completamente, cioè decisamente ateo o laicista nel senso sbagliato, così come del resto, tipico della mentalità occidentale, ci dichiariamo laici nella misura in cui trattiamo questi argomenti, ma non li trattiamo con uno spirito di imposizione o di dogma, ci mancherebbe altro. È bene però rimanere informati su queste feste perché comunque rappresentano qualcosa di ineludibile nella nostra tradizione e qualora, sottolineo qualora, in futuro qualcuno o qualcosa, qualche forza palese o occulta volesse eliminarle, noi ci ritroveremmo col sedere per terra. Pietro e Paolo, la festa di Pietro Paolo, il 29 giugno, ha sempre rappresentato per il mondo italiano, italofono, dal nord al sud, l'inizio reale dell'estate, per tantissimi motivi. Più del solstizio stesso che, ne abbiamo parlato la scorsa volta, rimane un riferimento di attenzione pop, ma in realtà di base scientifica ovviamente, che è visibile sul piano reale. Vi sarete accorti che la notte che è appena passata già era leggermente più lunga della notte precedente. Quindi sono osservazioni empiriche che poi rimandano a delle leggi che sono state codificate a livello scientifico. Ma Pietro e Paolo in realtà era il momento in cui la scuola una volta finiva. Non terminava ai primi di giugno, terminava alla fine di giugno, perché si riteneva appunto che sia dal punto di vista del termometro che dal punto di vista degli effetti più generali di tipo perturbatorio si potesse finalmente entrare nella fase reale dell'estate. Ma certo c'era anche una devozione molto forte. Pietro e Paolo sono i due martiri della Chiesa, non a caso vengono festeggiati assieme, non a caso sono fondanti del cristianesimo, Paolo per la conversione sulla via di Damasco, Pietro per essere nella realtà, al di là del tradimento apparente nei confronti di Gesù, un tradimento orale, nel senso di una battuta, ma in realtà è colui che rappresenta l'inizio della Chiesa stessa.
Istituzione che è perfettamente criticabile sotto tutti i punti di vista, specialmente negli ultimi tempi, ma che comunque rimane anch'essa un referente ineludibile della tradizione occidentale. Se qualcuno se la prende col Papa, e magari anche giustamente anche qualche conduttore, compreso il sottoscritto della nostra radio, lo fa non per avversione di base verso l'istituzione in sé, ma perché spera di sentire delle parole che ancora fanno fatica a uscire dalla bocca, dal pensiero del pontefice. Peraltro, e qui piccola parentesi, come stiamo parlando di Pietro e quindi della fondazione petrina della Chiesa che arriva fino ad oggi, leggo come al solito sui social, leggo e sento soprattutto sui social delle fortissime critiche nei confronti dell'istituzione originaria della Chiesa, nel senso che qualcuno sottolinea il fatto che in realtà altro non sarebbe che un impero romano tradotto in termini di spiritualità monoteista. Per esempio si adduce l'esempio del termine sommo pontefice che esisteva già nel mondo pagano e nel mondo romano come figura appunto rappresentata dallo stesso imperatore che pontificava, insomma, che era in grado evidentemente di stabilire un nesso fra il cielo e la terra, fra gli antichi dei e i miseri uomini. Non è un'idea sbagliata, ma non prova di per sé il fatto che la religione cristiana abbia torto e che semplicemente si sia incuneata in Roma per prendere il potere. Detto questo, e ritornando a Pietro, l'immagine di Pietro è soprattutto quella dell'uomo fedele alla tradizione e al mondo, fedele al punto da accettare il martirio. Ma più in generale, al di là delle vicende specifiche, Paolo, sapete, ha diffuso il cristianesimo in tutto l'Occidente, con i rischi che comportava, a volte non compreso e non capito, a volte sfruttato da chi voleva poi in realtà davvero imporre qualcosa a danno di chi non ci credeva. Non siamo qui per cancellare la storia, anche con le sue pagine più brutte, però certamente l'immagine appunto che ha generato nel tempo tantissime persone, individui, maschi, chiamati Pierpaolo per questo motivo, insomma, per abbinare i due santi, è un'idea che è fondante, rimane fondante di tutto un discorso che si basa evidentemente su delle leggi, dei principi, delle norme di carattere spirituale. Ma Pietro Paolo è soprattutto, dal punto di vista, ritornando all'aspetto agricolo e calendariale, è soprattutto il momento culminante della mietitura. La mietitura è una pagina straordinaria della nostra storia, sia perché l'Italia nelle sue varie parti è stata oggetto di produzione granaria o cerealicola, sia perché comunque la prassi della mietitura comportava tutta una serie di ritualità, di comportamenti, sia di base, per esempio come strumenti di lavoro, sia di feste ad essa collegata. È la festa all'aperto per l'eccellenza, no? Ovviamente la mietitura, perché sia al nord, al centro che al sud c'era la volontà di abbracciare finalmente a una temperatura elevata, di abbracciare la natura stessa che era in grado di produrre il bene primario. Fra le tante regioni che hanno vissuto questa epopea della mietitura in passato in termini radicali e primari, adesso vi spiego in che senso, è la Basilicata.
Radicali primari perché oggi come oggi, per risolvere il problema della raccolta dei cereali, c'è la trebbiatura. Con la trebbia o le più avanzate tecnologie di macchine e di veicoli che sono in grado certamente di risolvere non in maniera manuale o diretta questa faccenda, diciamo, della raccolta del grano. Ma la mietitura, per esempio a Matera, quindi nella Basilicata orientale, era davvero qualcosa di rituale dal punto di vista religioso. Molto importante nella zona del Materano era l'uso della falce, e la falce doveva essere affilata alla perfezione nei giorni precedenti alla mietitura. C'era un arrotino apposta, c'era un lavoratore addetto a tutto questo che preparava le falci in maniera tale da riuscire a risolvere in termini produttivi al massimo il fatto di falciare il grano. La continuità dell'operazione e la difficoltà di riuscire a fare veramente bene le cose in modo da non perdere nulla della spiga e dell'oggetto naturale in sé, e comportava evidentemente un uso ottimale della falce. Nella falce ci sono tanti simboli, perché la falce è vita, perché dà la possibilità appunto di ottenere la materia primaria che serve sia per il pane che per altri usi. Avevamo già accennato l'altra volta. Il grano, che poi significa grano, grana, grano anche in termini economici, come moneta, ma il grano soprattutto è l'alimentazione indivibile della nostra vita. Ma la falce è davvero soltanto simbolo di vita, di nutrimento. L'abbinamento qui è in senso precristiano concedere la dea della falce, la dea che insomma permetteva di sviluppare i cereali, cerere, e vedete come le radici delle parole sono collegate l'una con l'altra nella nostra lingua in maniera perfetta, e quindi insomma di produrre in una forma di ricchezza che dal punto di vista della cultura popolare non ha bisogno di ville macchine e partners a profusione, ma si basa proprio sugli elementi essenziali in grado appunto di continuare la specie. Ma la falce è anche morte, perché la falce ha finito per rappresentare anche l'arrivo della signora tenebrosa che ci impedisce di respirare più e ci condanna al riposo eterno. Questo doppio significato è estremamente importante. Ebbi modo di fare una conferenza qualche tempo fa proprio su questo doppio significato delle cose. Non c'è mai soltanto un significato positivo, ma c'è anche un significato negativo, un significato che comporta l'apparente opposto, perché poi la morte è l'opposto della vita. Ma sul piano spirituale in realtà sappiamo, anche dal punto di vista cristiano, quanto la falce della morte dovrebbe comportare la vita eterna, non la morte o l'eterno riposo, ma qualcosa che compete evidentemente a una risoluzione della vita stessa, secondo quelli che sono i principi di molte religioni certamente, ma soprattutto della religione cristiana. Avevamo analizzato il Sacro Cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, con tutto quello che si trascina dietro dal punto di vista artistico, in realtà è la premessa necessaria proprio al fatto di festeggiare anche sul piano reale la mietitura, e quindi anche, se vogliamo, l'accesso a un piano più sottile che viene poi gestito dalla stessa estate, naturalmente.
L'estate sul piano materiale può significare divertimento, eccesso, ma mi viene in mente il film Il Sorpasso, che è uno dei film più famosi della storia del cinema, è anche una scommessa con la morte. Una scommessa con la morte che ridiventa vita nella misura in cui appunto quella falce, come un boomerang, no? È in grado di dare nutrimento, ma anche di togliercelo. Ho sentito che ho appreso poco fa appunto che verrà rivitalizzato tutto il settore dei mulini e adesso daremo notizie più precise. La Regione Lombardia è pronta insomma a ridare vita a tutta la storia dei nostri mulini e sono tanti. Perché lego il discorso con quello della mietitura? Perché il mulino è un altro simbolo fondamentale con la sua ruota, la ruota della vita, del tempo, no? Che in qualche modo anche esso dà vita e dà morte a quello che poi la materia primaria che si ritrasforma naturalmente in vita. Ma il mulino, pensate anche all'Olanda o alla Grecia, è anche un simbolo di paesaggio, di realtà. Io sono sicuro che comunque anche questi sacri oggetti della nostra tradizione torneranno in vita nella maniera migliore. Per chiudere sulla mietitura, la mietitura voi sapete che arriva fino a luglio e gli effetti a Matera, ritornando in Basilicata, anche prima finisce proprio perché le temperature, almeno tradizionalmente al sud, erano già aumentate da un po'. Andrea, ti chiedo scusa, ti sentiamo Sì? molto male, il segnale è molto disturbato. Vediamo un po' cosa posso fare. Adesso come mi sentite? Adesso Pronto? molto meglio, adesso molto Un po' meglio. meglio. Allora rimango così. Quindi quella zona, stavo dicendo, della Basilicata orientale e della Puglia è una zona che ha una arsura maggiore di altre zone del sud e quindi appunto la stessa mietitura viene iniziata prima e finisce prima. Probabilmente, secondo la tradizione lucana, c'è proprio una fine giugno di fine mietitura o al massimo all'inizio di luglio. Ma se pensate a Matera, che rimane una delle città più belle d'Europa, si intende, con i suoi sassi, pensate anche a un territorio travagliato già per predilezione geologica, ma anche perché comunque il lavoro che veniva fatto dai contadini non era un lavoro in una situazione, in un contesto pianeggiante, ma in un contesto a terrazzamento collinare, un po' come in Liguria la vite e l'olivo. Questo fatto evidentemente premuniva sulla necessità di affilare meglio le falci e di lavorare in termini di assoluta ottimizzazione del prodotto. Certo, oggi come oggi a Matera si vanno a visitare i sassi, si va a visitare alcune zone che sono specifiche del territorio tra la Puglia e la Basilicata, ma noi non dobbiamo dimenticare la storia della zona nella sua specificità assoluta del discorso, anche perché Matera non si trova lontanissima dal mare e quindi nella degradare della collina verso la piana che porta a Metaponto c'era sicuramente tantissima questa volontà di riuscire a sfruttare al meglio il territorio stesso. Come va scusa, chiedo ancora alla regista, come vanno le cose? Si sente? Adesso benissimo, Andrea, sì. Ecco, benissimo. Chiedo scusa, evidentemente le posizioni, sapete che esiste una teoria su come dormire meglio rispetto alla rosa dei venti, no? Ma anche a delle linee, qui è esoterismo avanzato, le linee che dovrebbero intersecarsi sulla Terra e per favorire proprio anche la radiofonia, ma rasentiamo la follia. Ora, io ecco, passo a questo punto a tutt'altro argomento perché, come sapete, mi piace molto la musica pop
e quella musica leggera degli anni 50, 60, 70, 80 che è stata la colonna sonora della nostra giovinezza. Beh, voi sapete, a giugno del 66 sono passati 60 anni e sono volati. Sapete quali canzoni venivano coniate, venivano lanciate in occasione del Festival Bar e del Cantagiro? Sono due canzoni che vengono cantate da due miti della musica pop. Si tratta di Luigi Tenco e di Little Tony. Su Luigi Tenco ci eravamo già soffermati moltissimo in altre trasmissioni in questi quasi 30 anni di radio. È un personaggio assolutamente originale, fortissimo nei suoi messaggi, alessandrino, poi genovesizzato, si suicida a Sanremo nel 67 per motivi oscuri legati in parte a questioni amorose, in parte alla famosa battuta: ma come si può accettare un festival in cui rischia di vincere Orietta Berti? Non abbiamo niente contro Orietta Berti, anzi la adoriamo ancora in età avanzata, però lui ragionava per il fatto proprio che, ecco, arriviamo al punto, nel 66 aveva lanciato Lontano Lontano. Allora, se esiste una canzone che dà i brividi sia per il testo che per l'apparato sonoro stretto, è proprio Lontano Lontano. Ogni volta che l'ascolto non posso che immaginare quello che Tenco proponeva, e grosso modo in questa canzone il cantante dice: se per caso un giorno incontrerai qualcuno che ti ricorda, che con il suo sguardo, le sue parole, il suo modo di fare, il sottoscritto, beh, pensami almeno un attimo. Lontano lontano, bella questa intuizione, perché l'amore batte lo spazio, batte il tempo. È possibile che noi nella nostra esistenza cerchiamo persone che ci ricordano altre persone? Battuta proprio da segno del cancro, quale sono. Sarei curioso se anche Sammy e Giulio provassero le stesse emozioni cancerine. Io, in una sorta di paranoia mentale, evidente schizofrenia, paranoia mentale, dovete scusarmi, però non posso tacere, ho sempre collegato in qualche modo nuovi incontri, anche non strettamente amorosi, con vecchie facce, occhi, battute, versanti sonori legati al linguaggio e al timbro delle corde vocali di persone precedenti. In modo particolare tutte le persone che hanno caratterizzato la mia infanzia, dai parenti agli amici ai vicini di casa. E ho ritrovato nelle persone che ho incontrato nei vari passaggi della vita, e vi assicuro che non è più cortissima come una volta la mia vita, uso questo eufemismo, ho ritrovato qualcosa di quelle persone. Come se esistesse un fil rouge che ti accompagna nell'esistenza, che ti porta, ecco il concetto del mietere, a mietere lo stesso, sempre lo stesso campo di grano, perché quello è il tuo campo di grano, mentre esistono i campi di grano di altre persone che probabilmente vengono mietuti sempre. Ma qui in questo caso Tenco superava se stesso, perché è la più bella canzone di Tenco secondo me, ma certo sono state tante, anche quella che cantò per l'ultima volta a Sanremo nel 67, ma Lontano Lontano è appunto il concetto di dire:
c'è qualcosa che batte lo spazio e quindi si ripresenta nel corpo di un'altra persona, come se lo spirito continuasse di quell'amore. Perché gli amori non ci abbandonano, non ci possono abbandonare. Possono essere stati tanti, pochi, non ha importanza. Non sono qui a bandire una sorta di polimatrimonialità o poliamorosità. Anche se parliamo anche di 3 amori, dai, non esageriamo, ma c'è qualcosa che lega l'uno all'altro e quindi è soffusa quella musica di Tenco che ci lascia andare a questa considerazione, perché quel fiato, quello spirito del primo amore, che può essere ovviamente anche amicizia, conoscenza, parentela, intendiamoci, non voglio assolutizzare non ci abbandona mai, è rimasto dentro di noi e noi, dice Tenco, scusate, anche i cani assistono, anche i cani dicono la loro qui nel cortile del magico condominio lussurante in cui produco la mia trasmissione. Ecco, voglio dire, quel qualcosa, quell'ineffabile, no? Come ineffabile era lo sguardo stesso di Tenco, uomo misterioso e seducente al tempo stesso per moltissime ragazze che veramente, conoscendo la notizia del suicidio, rimasero malissimo, distrutte giorni e giorni. Quindi lontano lontano è questo, diciamo, rappresenta questo fil rouge che tiene legate le persone, anche quando queste persone possono avere un'origine completamente diversa da tutti i punti di vista, etnico, culturale, comunque come appartenenza geografica o genius loci, che hanno dato loro un imprimatur rispetto alla loro stessa esistenza, alla loro stessa realtà. Bene, mi fermerei qui, la parola a Natalia, ci sentiamo dopo il break. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. La seconda canzone venne cantata 60 anni fa da
nel giugno del 66 da Little Tony. Soffermiamoci un attimo sul cantante. Il cantante è un personaggio molto importante della Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Andrea. Eccoci, allora Little Tony sammarinese, poi diciamo emigrato a Roma, personaggio che rappresentava nell'Italia di allora il primigenio, diciamo, modello tipo Elvis Presley all'italiana, con tutta una serie di varianti che sono tipiche, ma con alcune giacche, con alcun tipo di abbigliamento che era sicuramente molto particolare, che anche lì rispetto a un Tenco più slavato e anonimo sul piano dell'abbigliamento colpiva l'immaginazione delle ragazze. Mi ricordo Little Tony che andava in giro con delle macchine sportive, no? L'Alfa Romeo di allora, la Giulietta, eccetera, eccetera, proprio perché aveva capito che l'immagine che doveva dare era quella proprio dello sportivo, d'accordo? Tutto questo significava poi fare una scelta di canzoni che lambissero il problema della fine dei rapporti. Non che Tenco non se ne occupasse, ma le parole della canzone Riderà sono più dirette e più concrete, perché in un certo senso Little Tony era meno spiritualizzato di Tenco, non lo dico in senso negativo naturalmente, ed era anche Tenco l'immagine, diciamo, del padano triste, Little Tony l'immagine del romano, del centrale molto sbarazzino in un certo senso, no? Quindi quello che a noi importa è leggere ancora una volta il testo della canzone. Mi sentite bene? Pronto, Natalia? Tutto benissimo, Andrea, sì. Sì, ecco. Il testo della canzone. Riderà, 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 ha pianto troppo assieme a me. Questo passaggio di consegne da un giovin signore che aveva amato una fanciulla molto sensibile, no? Ad un altro giovane signore che viene raccomandato, viene consigliato di intrattenere un rapporto più dolce, più comprensivo nei confronti della donna. Il fatto di dire appunto ha pianto troppo assieme a me vuol dire riconoscere, con il fare sbarazzino di Little Tony, riconoscere il fatto che evidentemente lui è stato un po' cattivello, probabilmente l'aveva tradita, probabilmente non la faceva oggetto di quelle attenzioni o di quei regali che erano doverosi da un certo punto di vista, certo, di una visione tradizionale, si intende, tradizionale del rapporto di coppia, che oggi come oggi francamente non esiste più. Però colpiva la particolare propensione di Little nei confronti proprio di questa gestione del rapporto. E riderà, c'è appunto una scommessa d'amore, perché chi viene amato viene sempre considerato
in parte l'aveva detto Tenco in altre maniere, viene sempre considerato una persona che merita tutto il bene del mondo. Se io non ho saputo dare questo bene a lei, daglielo tu, io non ce la faccio. Sono troppo svagato, non ho le capacità reali di riuscire a soddisfare questa voglia di coccole non solo superficiali o esterne, ma anche interiori, no? E come vedete sto continuando a usare un'esegesi, cioè un'interpretazione delle parole consona alla mentalità dell'epoca, che certamente di sesso non parlava, escludeva il sesso, perché del sesso non bisognava parlarne. Voi invece siete abituati anche in canzoni attuali cantate da donne, siete abituate sicuramente a riferimenti anche sostanziosi e piccanti alla sfera sessuale. Però possiamo immaginare che certamente all'interno delle mancate cure, delle mancate premure, ci fosse anche una scarsa propensione di Little Tony o dell'immaginario narratore ad un esercizio costante della sensualità. Problema che poi, insomma, tutto sommato è stato risolto nel bene e nel male, si intende, con la cosiddetta liberazione sessuale, laddove evidentemente dopo la caduta del muro di Berlino c'è sempre un riferimento alla storia esterna. Diciamo sicuramente il sesso femminile ha preso coscienza di alcuni diritti che riguardano anche la sessualità e che evidentemente vengono esercitati volenti o nolenti in maniera più diretta e appagante, almeno sul piano formale. Poi non entriamo nei meandri di una questione che rischia di portarci lontano dalla cultura popolare. Però per finire questo discorso il ridere appunto o il sorridere e quindi il provare una forma di felicità rimane il termometro a cui fa riferimento Little Tony. Verranno altre canzoni sicuramente molto belle e molto interessanti, peraltro Little Tony è morto anche prematuramente, è fra i cantanti che hanno raggiunto il regno dell'altrove in maniera prevista e prematura, ma certamente le canzoni poi più tardive degli anni 90, 80-90 di Little Tony non avranno più quel mordente, quella capacità di suggerire suggestioni come quelle che vi ho appena elencato. Andiamo avanti. Pupo, il noto cantante toscano, ha deciso di sottoporsi all'esame di maturità. È una bella notizia. È un atto di umiltà, secondo me, perché ci sono un sacco di cantanti che non hanno fatto quell'esame lì, sono diventati famosi, ma non accettano l'idea in età avanzata di sottoporsi finalmente all'esame di maturità. L'intervista che ha rilasciato Pupo è di questo tenore. Io mi voglio togliere questa soddisfazione, i miei genitori ci tenevano tanto, e prima o poi l'avrei fatto. Mi sottopongo dietro studio accurato e accanito, oserei dire leopardianamente matto e disperatissimo, tenuto conto dell'età avanzata, ecco, a un esame di persone che magari della musica e della cultura pop non gli interessa niente. E quindi né più né meno, con gli stessi diritti, con gli stessi doveri, quindi con il rischio della bocciatura, Pupo si sottomette a questa umiliazione da un certo punto di vista. Lui che ha venduto milioni di dischi, lui che ci ha sedotto, anche se vogliamo con la sua struttura fisica, perché è implicita la riflessione, e qui cito una canzone di Mia Martini, Piccolo uomo, lui eterno bambino,
lui Pupo, perché altro titolo non gli si può dare, no? In qualche modo diventerà finalmente grande. Pensiamo a una canzone anche qui come Su di noi, con un ritmo veramente stordente. Pensiamo a quante copie hanno visto un contributo di Pupo nel riuscire in qualche modo a vivere fino in fondo la loro felicità. Però a volte la nostra coscienza ti dice che tutto questo non basta. È la stessa coscienza che per legge di compensazione fa parlare ad Andrea Rognoni prima di Kant e Ginsburg e poi appunto di Pupo. Ma è la vita che ti chiede in qualche modo, in quel famoso campo di grano, di mietere tutto, non solo il grano in sé, ma anche l'erba gramigna che cresce in quel campo. Perché quell'erba gramigna non è inferiore, non è da vilipendere molto più di quel campo di grano, perché forse senza quell'erba gramigna neppure il grano sarebbe cresciuto e sarebbe potuto essere falciato. Quindi Pupo raggiunge una grandezza secondo me incommensurabile. Poi sempre come tutti i personaggi, simpatico, antipatico. Tra l'altro devo dire ha condotto delle trasmissioni televisive che non hanno avuto quel successo che lui stesso desiderava, nonostante la bravura, ma ci sono personaggi che riescono a bucare lo schermo sul piano canoro, ma non riescono a bucarlo sul piano dell'intrattenimento, no? E quindi anche lì, diciamo, quella prova non ha ottenuto quella. Sapete che poi c'è stato quel periodo in cui Pupo è andato in Albania perché qualcuno voleva costruire 10-15 anni fa una grande stazione e un emittente di cultura popolare in Albania, ma le cose finanziariamente non sono andate bene, c'è cascato anche lui in questa trappola, Pupo. E in effetti siamo rimasti un po' tutti basiti, ci siamo dispiaciuti, certamente anche per lui, come tutte le tante altre persone, non faccio nomi, donne che hanno voluto tentare quella via, magari proprio perché delusi da niet, cioè quindi da negazioni di presenze nella Rai o di Mediaset. Piccola parentesi, io sto aspettando questa sera, mi spiace dirlo, forse devo dire cosa c'entra, no, c'entra. Sto aspettando questa sera una bella notizia tra le prime sul tunisino che ha coltellato il quarantenne a Robbio, in provincia, facendolo quasi andare all'altro mondo. Non so se si salverà, è all'ospedale di Novara, non so se avete sentito questa notizia. Finora dalla Rai, da Mediaset non l'ho sentita, o se l'ho sentita bisbigliare. Stiamo arrivando al vaso stracolmo da questo punto di vista. Chiusa la parentesi. Viva Pupo! Lui sappiamo che ha perso tanti soldi col gioco, si è rovinato. Ma ce ne sono anche tanti altri che hanno perso soldi, quindi hanno dovuto recuperare. Lui è stato anche in Russia, no, dove è molto amato, per riuscire a rifondare la cassa. Capita, perché nessuno di noi è sicuro della sua forza interiore. Adesso vorrei affrontare un'altra tematica che in parte è iniziata la volta scorsa, ed è l'asteroide. Mi scrive Luca Mertel, scusate, mi scrive qua in trasmissione un mio ascoltatore e mi dice: Robbio è paesino sperduto nelle campagne, neanche lì si sta a riparo dai balordi. L'amore batte spazio e tempo, grazie la farò mia, come la falce che dà nutrimento e poi ci condanna al riposo eterno. Grazie come sempre. Qui saluto Luca, che è veramente uno dei migliori ascoltatori della radio, non ascolta solo me chiaramente, ma è sempre attento, in virtù anche di un'ascendenza teutonica che lo rende estremamente preciso a tutto quello che avviene. Pronto? Pronto?
Pronto? Tutto ok, Andrea, ti sentiamo. Tutto ok, ecco no, perché siccome ho guardato sempre, sapete, con lo smartphone, certe operazioni per un povero vecchio non sono facilissime. Quindi no, ecco, temevo che fosse andata via la comunicazione. Se mi sentite sempre, ecco, mi è piaciuto l'intervento che ha fatto Luca, perché ha voluto puntualizzare che giustamente oramai, e chiudiamo qui questa faccenda, oramai non si può più stare tranquillo. Io conosco personalmente Robbio perché da Novara, dove abitava mio padre, scendevo giù in Lomellina. Non si può più stare tranquillo neanche nei paesini, veramente siamo con l'acqua alla gola, meglio dire il coltello alla gola, ma chiudiamola qua. E invece vi stavo dicendo appunto l'asteroide Sinner. Questa è straordinaria. Ancora in vita e ancora 25enne al massimo, adesso non sto a contare gli anni a Sinner, ma tra l'altro appunto con una carriera ancora davanti lunghissima probabilmente, è stato dedicato un nuovo asteroide avvistato, vero, dai magnifici telescopi che noi abbiamo a disposizione, a Jannik Sinner. Che cosa avevo detto la volta scorsa? Avevo cercato di inquadrare il fenomeno, no? Altoatesino o sudtirolese che lo si voglia dire, costretto a decantare la pasta di cecco, che è la quintessenza della mediterraneità. Vedete che come pupo, no? Quante volte si deve faticare a cogliere la gramigna in quel campo di grano. Allora, adesso l'asteroide. Io mi auguro che quell'asteroide abbia una orbita veramente fortunata, voi che sapete che gli asteroidi non sono visibili ad occhio nudo, sono tantissimi, si parla oramai di 100.000 asteroidi, ne abbiamo parlato una volta in Cultura e Arte, no? Voi sapete che faccio anche delle scorribande celesti. Ma io ho reputato bene parlare anche della nube di Oort e di un mondo vastissimo pure all'interno del Sistema Solare dove abitano questi benedetti asteroidi. Sono piccolini, relativamente piccoli rispetto ai pianeti, non hanno lo stesso volume, la stessa forza. Però, per esempio, ve lo cito, poi non ci crederete, in astrologia hanno il loro perché. Io mi ritrovo, per esempio, congiunto al Sole l'asteroide Logos, l'asteroide della ragione. Ma penso che gli effetti siano anche qui opposti, presentano la demenza. Ecco, veramente questa notizia è interessante perché la mitologia contemporanea vive proprio di questi fenomeni. Vive proprio di questi fenomeni perché trasporta subito in cielo quello che in terra appare come divinità. Non basta agli esseri umani, in questo caso soprattutto agli italiani o ai sudtirolesi, di tifare e di essere contenti di avere un divo in casa. No, qui bisogna subito proiettarlo nel cielo, proprio come si proiettava, questo è noto a tutti, Giove, Saturno, Venere, Cerere. Si è scoperto che su Cerere c'era vita, su Cerere gli scienziati hanno trovato tracce di vita, né più né meno che sulla Terra, quindi non sottovalutiamo il pianeta dell'agricoltura e del nutrimento. Gli ultimi 5 minuti li volevo riservare a un fatto che mi ha colpito. Cerco di procedere anche qui col logos, con la mente, non con la pancia. Pare che in Valsesia sia in corso una vendita di baite a molti israeliani, in parte israeliani di Israele, in parte israeliani viventi in Italia. La cosa non è piaciuta a qualcuno. A me spiace che esistano ancora tracce nel 2026 palesi di un antisemitismo assolutamente fine a se stesso.
Va bene, vogliamo mettere i valsesi ai valsesiani? Sì, certo, ma i valsesiani non ci sono più. I valsesiani sono scesi a valle, a Vercelli, a Novara, a Milano, a Torino. I valsesiani non se la sentono più di vivere lassù. È un gran peccato, tutto questo è un gran peccato. Vorrei che i valsesiani fossero ancora padroni a casa loro della Valsesia. Ma visto che non ci sono più, o vivono a Varallo o soltanto in posti che non sono così raggiungibili, che sono più raggiungibili facilmente rispetto delle baite, non vedo quale sia lo scandalo sul fatto che gli israeliani si incistino nelle baite. Questo era uno degli appunti che mi ero segnato per chiudere la faccenda. Penso che siamo a un punto in cui torna fuori un razzismo di risulta, no? Di ripiego, ciò che butti via dalla porta torna dalla finestra. Ed è un vero peccato, perché noi in questo caso ci accaniamo contro qualcuno che secondo me è molto simile come mentalità a quella occidentale, mentre magari implicitamente diciamo favoriamo, ecco, chi viene qui purtroppo solo a delinquere. Ultimo argomento, il caso Murgia, citato da Mari. Mari, che partecipa al premio Strega, vediamo un po'. Mari è un bravo scrittore, però pare che abbia detto su un pullman, ed è stato ascoltato da qualcuno, in particolare da Teresa Ciabatti, che è una scrittrice, una brutta battuta su Michela Murgia, morta 2 o 3 anni fa. Dice appunto, ma cosa volete? La Murgia era una scrittrice femminista che si batté fino all'ultimo per i diritti LGBT, ricorderete questa, che ne parlammo anche noi, o per il recupero contro il patriarcato della dignità femminile. Soltanto, riporto le parole di Mari, dello scrittore Mari, solo perché era brutta. Adesso poi naturalmente ognuno può pensarla come vuole. Io ho sempre separato il mio giudizio. Si sente bene il finale? Scusa, cara Natalia? Sì, benissimo Andrea. Allora, io ho sempre sostenuto che la Murgia è stata una bravissima scrittrice. Nei suoi libri ha riportato il cuore tradizionale della Sardegna, in particolare in Abbacadora, scusate, un momento di delirio a 37 gradi di temperatura, insomma quel famoso libro che ha vinto tutti i premi possibili, in cui ci racconta come diciamo venivano accompagnate le persone in Sardegna verso la morte, no? Prima parlavamo della falce, eccetera. È un capolavoro, ma tutti i libri della Murgia sono belli. E il fatto che lei abbia detto delle cose che io non approvo assolutamente, anche come tonalità, come modo di essere, non cambia per niente il mio giudizio. 2, ci sono delle donne bellissime, no? Io non voglio giudicare la bellezza o la brutezza della Murgia, non mi interessa quel tipo di dimensione estetica lì, dei giudizi estetici, e Mari qui veramente è scivolato male. Ma ci sono delle donne bellissime che sono comunque più state più femministe della Murgia. Non riesco a stabilire una statistica da questo punto di vista, come ci sono delle donne presunte, ma anche qui è tutto opinabile, perché signori, non stiamo a parlare 2026 di una persona se è bella o brutta, ma è tutto soggettivo naturalmente, no? Io sempre vi riporto Brigitte Bardot, che viene considerata la donna più bella del mondo, e qualcuno la giudicava un cane pechinese. Ma ci sono persone che possono essere ritenute da una frangia di pubblico molto brutte, che sono accanite maschiliste, non hanno mai parlato male del patriarcato. Quindi la dimensione dell'opinione non c'entra niente con come si è fatti dal punto di vista estetico, anche se
per carità, alcuni tratti, ma non da giudicare bello brutti, ma da giudicare come caratteristiche specifiche del volto così in sé, eccetera, eccetera, possono far pensare anche, non obbligatoriamente, a dei fattori psicologici. Chiudiamola qua, ringrazio ancora una volta Natalia, come sempre Venezia risorga. Risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete